La polizia ha reso noto il bilancio della giornata di controlli straordinari denominata Summer Clean Station presso 10 delle principali stazioni nazionali, fra cui quella di Mestre. L'operazione ad alto impatto negli scali ferroviari e relative adiacenze è stata disposta dal capo della polizia. Complessivamente su scala nazionale la Polizia di Stato ha impegnato 700 operatori, 275 pattuglie, 4.162 sono state le persone controllate, 9 gli arrestati, 35 gli indagati. Nel corso di questa operazione sono state levate 53 sezioni amministrative, sono stati eseguiti 37 sequestri e 10 allontanamenti in base alla normativa sul daspo urbano. Anche al Lido di Jesolo è stato compiuto un servizio straordinario di controllo interforze con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Nella notte fra giovedì e venerdì hanno controllato le aree maggiormente interessate dalla presenza di pusher, specie nelle piazze Mazzini, Aurora e Milano. Sono stati controllati 26 cittadini stranieri privi di documenti, di questi 11 sono stati espulsi. Una cittadina straniera è stata invece trasportata al centro femminile di Roma. Altri 2 stranieri di nazionalità indiana, irregolari sul territorio nazionale e immuni da precedenti penali, dovranno invece lasciare l'Italia entro 7 giorni su decreto del prefetto di Venezia. In un analogo controllo a Marghera è stato rintracciato e rimpatriato Maiti Sobi, un pregiudicato magrebino più volte bloccato per una serie di reati contro il patrimonio. Gli agenti, dopo averlo scoperto, lo hanno condotto all'aeroporto Marco Polo, dove lo attendeva un aereo della Guardia di Finanza per trasportarlo al CPR di Bari con gli altri 11 pregiudicati fermati a Jesolo, da dove poi sono stati espulsi, come detto, dal territorio italiano. E infine fuori pericolo il cittadino cinese ferito venerdì a colpi di forbice da un connazionale dopo una discussione all'interno di un negozio di parrucchiere in Corso del Popolo a Mestre. Il suo aggressore è stato arrestato e dovrà chiarire i motivi del gesto.